Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signor signor. Cos'era quella roba lì? Aspetta, ho capito. Signore e signor. Benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette. Ma perché parli così stentega? Mamma. Senza denti. Ragazzi, oggi l'argomento è molto particular. Però facciamo la sigla come si deve. Va bene. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette. il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di niente. Vabbè, speriamo che a casa abbiano capito quello che hai detto. E prima di iniziare, velocemente salutiamo anche Viola. Ciao Viola, abbiamo visto che sei una nostra fan attivissima, ascolti tutte le puntate e ce le commenti tutte. Esatto, Quindi, ciao Viola. Ciao Viola e grazie mille per il supporto. Ciao Viola. Diffondi anche la voce con le tue amiche. Diffondi? Diffondi. Ah, diffondi la voce, certo. Ascolta, parliamo allora. L'argomento di oggi qual è? I nonni. In particolare i nonni veneti, ovviamente. Nonni e nonne venete. Esatto, e pappo. Ma parleremo anche della loro infanzia. Oh yeah. Parleremo anche dei giochi di una volta. Wow. Ci sarà anche un gioco che ho preparato che dopo scoprirai che gioco è. Non ho paura. No, ho paura. Comunque, quel bottone lì prima o poi si romperà, lo Palese, sai, vero? perché lo premiamo con talmente tanta cattiveria che solo il Signore sa. Cioè, poveretto, mi fa quasi peccato. Poveretto, mi fa quasi peccato. Prima di continuare, amore, devo dirti una cosa molto particolare, interessante. Forse ho già capito. Esatto, perché te l'avevo accennato. Ragazzi, nel nostro podcast c'è qualcosa di sbagliato. E infatti a te io ti avevo detto che c'era qualcosa di sbagliato. Cosa sarà mai? Indovina un po'. Adesso noi stiamo fermi 3 secondi. E per quelli che stanno guardando il podcast, sì. vi lasciamo 5 secondi Sì, non di tempo più. per guardare il nostro set set e vedere se c'è qualcosa di sbagliato. Esatto, mettiamoci in pausa. Ok, allora ho guardato, si vede. Però diciamolo per chi non l'ha visto. Si camuffa un po'. Si camuffa. Allora ragazzi, noi abbiamo fatto 30 puntate del podcast Ciaccoette. Più di 30. Con la scritta dietro in latino sbagliata. Cioè, mio fratello mi ha fatto notare che de gustibus non è di spandum, è sbagliato. Ma lo sapevamo che era sbagliato. Infatti. È che non ci eravamo mai accorti di averlo scritto male. Ma ti Noi rendi eravamo conto? convinti che ci fosse scritto de gustibus non est disputandum. E invece c'è scritto dispandum. Per chi sta guardando, eccolo qua. Purtroppo è un errore che sicuramente non cambieremo perché Ormai per noi è così, punto e stop. Esatto, ma c'è anche da dire una cosa, che la colpa è solo tua. Perché? Perché io non so il latino, non sono mica latino. Beh, perché io lo so. No, ma tu l'hai studiato però. Vabbè, ma questo non vuol dire che io lo sappia. Perché sei disattenta, non hai guardato. Come l'inglese, l'ho studiato, ma non so un non so niente. Bande le ciance, ciancio le bande. Adesso andiamo avanti con un piatto tipico dei nonni veneti. E non sto parlando di vino, pasticcio, tutte quelle robe lì. Gnocchi, poenta. No, signori e signore, aspettate che arrivi Ciacco Cheers e ve ne parliamo. Ciacco Cheers! Stiamo parlando di qualcosa di croccante ma anche liquido. Che va bene di giorno, ma va bene anche di sera. Nello specifico a colazione. Anche a cena. Perché è molto leggero e non ti appesantisce e dormi sereno la notte. Niente po' di meno, ragazzi, del pan biscotto. La merenda d'eccellenza di tutti i nonni. Oh yeah, tipo i miei nonni lo mangiavano a cena.
Per non appesantirli. Mio nonno invece classico di prima mattina per colazione. Colazione. Certo. Quindi immagino che non lo pozzerà sul vino, bensì Sì? sul... Caffè e latte che E abbiamo quindi, portato. tac, caffè e latte. Il pan biscotto pozzente il caffè, attenzione, sì. Ma vi rendete conto di quello che... Ah, aspetta. pan Il pan biscotto pucciato sul caffè e latte. Bella la tazza, amore. Cheers. Allora, io ho una bellissima tazza Ah. che è di mio fratello. Tra l'altro c'è scritto Marica e Filippo, che salutiamo. Che c'è il disegno dei Lego, dei loro Lego. Devo chiedergli tra l'altro dove l'hanno fatta perché è molto carina. Sì, è molto bella. Vero? Comunque, mio fratello sembro più io, in realtà. Sì, infatti, decisamente. Comunque, bando alle ciance. Allora, bando alle ciance, Come ciancio alle facciamo? bande. Pocciamo il pan biscotto sul caffè e latte. Ma Aiuto. perché? Ma dobbiamo spiegare però il perché Ma i io- nonni lo fanno. E perché lo fanno? Perché non hanno i denti? Ah, se è vero, e quindi lo ammorbidiscono. Esatto. Ma Mamma. tu l'hai mai mangiato? Il pan biscotto? Pocciato nel caffè latte? No. Neanche io, infatti mi sta facendo un po' schifo. Dai, che schifo, ragazzi! Ma come fanno i nostri nonni a farsi piacere una roba di questo tipo? Ma non sta diventando morbido. Come funziona? È duro come il cemento, comunque. Vabbè, cheers! Ma allora è una balla quella che serve per chi non ha i denti? Perché è duro come il cancaro? Ah, che schifo! Wow! Che schifo, ragazzi! No, che schifo! Ma come fanno a mangiarlo? No. Ma perché? Amore, direi che è il caso di mettere via questo pan biscotto perché ho scoperto che non mi piace. Forse abbiamo sbagliato qualcosa perché in realtà io mi ricordo di mio nonno che lo sgretolava dentro. Ancora peggio. Ancora peggio. Ma mio nonno lo faceva sul caffè latte. Tuo nonno invece lo faceva sul vino, giusto? Lo fa sul vino. No, dipende. I miei bisnonni Mhm. Lo facevano sul caffè latte. sul caffè latte. Invece mio nonno, vabbè, ma mio nonno mette il pane su tutto. Ah, ok. Cioè, lui mangia anche il dolce con il pane. Ho capito. Quindi figurati, cioè... Comunque, raga, penso sia proprio la roba peggiore. È stato veramente terribile. Io non Sì. me la... Allora, io avevo sempre immaginato che potesse fare schifo, Mhm. perché... Come ti viene in mente di pocciare il pane, pan biscotto nel caffè latte? Non ne ho idea. Però non capisco come sia possibile che tutti i nonni lo facciano. Mhm. E ti dico, non è neanche vero che diventa morbido, perché comunque resta duro. Ma ti ho detto perché mio nonno lo sgretolava. Comunque, bando alle ciance. Tuo nonno lo sgretolava sull'ombra de vin. Oh yeah! E che cos'è l'ombra de vin? Cos'è che abbiamo qui? Excursus storico. Excursus storico. Allora, racconta ai telespettatori che cos'è l'ombra de vin. L'ombra de vin è un'espressione tipica veneziana che indica il bicchiere di vino. Ok. Quindi se tu vai a Venezia, ma in realtà in tutto il Veneto, Sì. e te chiedi "Avoria un'ombra de vin?", vorrei un'ombra de vin, Mhm. di vino, significa proprio che vuoi un bicchiere di vino. Un biccerin. Un biccerin. Il termine, attenzione, nasce probabilmente dall'abitudine dei venditori in piazza San Marco a Venezia di spostarsi seguendo l'ombra del campanile per tenere il vino al fresco. Quindi con la loro bancherella si spostavano seguendo l'ombra del campanile di San Marco per Ma- tenere all'ombra il vino. Ma pensa. Da lì andare a bere un'ombra è diventato sinonimo di bere un bicchiere di vino. E te puoi chiedere l'ombra de vin rosso O bianca. o bianca, dipende cos che te piace de pi. E quindi i tuoi bisnonni lo pocciavano sull'ombra de vin, il pan biscotto. No, mio nonno. Tuo nonno, ah. I miei bisnonni sul caffè latte. Ah, ok. Cambiamo un attimo di discorso perché sono molto curioso e non te l'ho mai chiesto. I tuoi nonni come si sono conosciuti? Allora, è molto articolata la faccenda. Ok. Io la riassumo brevemente, nel senso che una coppia di nonni si è conosciuto andando a messa. Ok. E quindi mia nonna vedeva questo uomo alto, così alto, e è rimasta subito affascinata dalla sua altezza Mhm. e se l'è accalappiato. Ah, ok. Se l'è accalappiato. Sì. Gli altri nonni invece si conoscevano perché magari, sai, alla domenica pomeriggio
si andava nel centro, Ok. cos'era, parrocchiale, Sì, in ricreativo, parrocchia, quelle sì, robe sì. lì. Tipo Grest, centri estivi, quelle Quelle cose cose lì. lì, Ah. e ballavano di qua e di là e si sono conosciuti. Invece i tuoi nonni? I miei nonni materni si sono conosciuti perché erano vicini di casa, se non erro. Ah, C'è stato un periodo che sono stati vicini di casa. ho capito. Però mia nonna ogni tanto mi rinfaccia Urco. una cosa, cioè Cioè? mi dice: Guarda che tuo nonno Eh, prima di me eh. aveva la morosetta, aveva un'altra morosetta. I miei nonni, Eh, cioè mia nonna ha avuto solo mio nonno, dice che mi dice mm. sempre: Il mio cuore è sempre battuto per tuo nonno. Esatto, molto romantica. Romantica. Però mi dice sempre: Invece per tuo nonno no, perché Ah. tuo nonno aveva la morosetta. Ma scusami, ma i tuoi nonni si sono fidanzati quando ancora lui aveva l'altra amorosa? No, Ah, si no. era già Sì, ma è mollato. stata proprio Una una tresca. tresca proprio, Una proprio tresca. Ho velocissima, capito? capito. Però si sono innamorati, insomma, essendo... Ma non vorrei dirti una cavolata, però penso che sia andata veramente così. Invece i miei nonni paterni non so come si siano conosciuti. Forse tipo perché abitavano nello stesso paese, Sì, quindi sì. sicuramente anche loro in giro, in piazza, centro Sì, città, si sicuramente. sono conosciuti. Che ridere, che Che ridere. ridere, che ridere. Vero? Anche perché comunque le abitudini di una volta erano molto diverse da quelle di adesso, tipo appunto la domenica si andava A la messa. mattina a messa, poi il pomeriggio, dipende, c'era chi tornava a casa e andava a lavorare, chi invece sui campi a lavare i piatti, a stendere i panni, dipende. Mhm. Oppure c'erano i più fortunati che andavano a ballare. Ah, è vero. E beh, i miei nonni paterni, cioè mio nonno paterno, faceva il DJ. E Ah, sì? quindi, certo, sì. E quindi, cioè, mia nonna andava sempre a ballare. Ah, Mia ma nonna liscio o è cosa? liscio, musica anni 80. Sì, Urca! sì, Ma sì. le sagre come si ballava al liscio? Ma come si balla il Come si liscio? balla? Però adesso si è un po' perso. Non è niente vero? No? Nelle zone un po' più rurali venete, Eh? tipo dove abito io Mm, effettivamente, mm. ci sono ancora le sagre dove adibiscono un palcoscenico fatto di Wow! metallo dove la gente va, i vecchi più che altro, i vecchietti vanno a ballare il Ma liscio. vogliamo parlare delle donne come si riservano il posto nelle sedie? Lo sai tu come se lo riservano? Come se lo Ci riservano? mettono la blusa sopra. La brusa La brusa che secondo me, è aspetta. in dialetto. Che cos'è la brusa? La giacchettina. No, ma penso che blusa sia in italiano. Blusa? No, non sono Non proprio lo so. sicuro. Vabbè, comunque la giacchettina, La cioè giacchetta. sapete che nelle sagre, nel palco dove si balla il liscio, attorno ci sono le sedie rigorosamente di plastica, quelle bianche, Assolutamente, quelle schifose. quelle schifose e scomodissime tra l'altro. E bisogna prendersi i primi posti per essere più comodi nel sedersi quando Ma si è stanchi, ovvio che discorsi. E ti riservi il posto con la brusa. Fine. Esatto. Questo è. Questo è. Ma tu hai ricordo da piccola, cioè tipo andavi a messa con i nonni? No, No? no, Io no. sì, andavo spesso a messa con i nonni Ah la sì? domenica. Sì, sì, sì. Dopo quando hanno iniziato a diventare vecchi, Basta. purtroppo basta. Hanno smesso di andarci anche loro proprio per la vecchiaia, insomma. Ciò è un tram tram. È un Mm, tram tram. Anche andare a messa. esatto. Però Mm? mia nonna, quando sono fuori, Mm? che mi siedo con lei, trova Ma fuori sempre... È dove? fuori casa Ah, mia, ok. ok? Perché non so se lo sapete, però nella mia casa ci abita anche mia nonna, in un appartamento vicino, e abbiamo sempre l'occasione per parlare di quello che lei faceva da piccola. E cosa ti racconta dei giochi di una Dei volta? giochi di una volta. Porco! E che giochi faceva lei? Allora, lei amava pettinare le bambole. Ah, ok. Lei amava proprio veramente Ma lei tanto. aveva i capelli lunghi o corti da Mia nonna, giovane? io ho sempre visto mia nonna con i capelli corti. È vero, infatti. Sì, ma anche le tue nonne? No, mia nonna paterna quando era giovane aveva i capelli lunghi, 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 più dei miei. Ah, ok. Invece mia nonna materna ha sempre avuti corti. Ah.
Infatti io me li tengo lunghi perché mia nonna paterna mi ha tramandato l'amore per i capelli lunghi. Sì. Davvero? Ma ti ha insegnato anche come prendertene cura? Magari un po' di chicche casalinghe? No, no, zero chicche. Però mi ricordo che lei mi diceva che quando era giovane, che era anche in collegio, Ah! sì, l'avevano messa in collegio, ma non perché si comportava male. Ah, ok, perché mia No, mamma mi no. diceva che te metto in In collegio. collegio. No, è perché erano, non so se in 12 o 13 fratelli. E quindi non riusciva a stare dietro tua bisnonna? Erano troppi? Esatto, e quindi l'avevano messa in collegio. Ok. E lei mi ricordo che aveva questi capelli lunghissimi e doveva pettinarseli da sola, solo che non poteva lasciarseli sciolti perché non glielo È in permettevano. collegio, E no? quindi doveva farsi sempre queste grandi trecce e poi farsi tipo un chignon dopo essersi fatta la treccia. Ah, che ridere, che ridere. E poi mi ricordo che da piccolo con mia nonna, quando ci sedevamo fuori e guardavamo le macchine che passavano, giocavamo sempre a indovinare il colore della macchina che sarebbe passata, Che no? bel gioco! Aspetta perché devo dirti anche cosa succedeva. Eh, Cioè, allora, io mi giravo, non dovevo vedere, eh, ok? E dicevo a mia nonna, sta per passare una macchina blu. ok. Ok, e mia nonna ovviamente poi mi giravo e passava di un altro colore. Mia nonna era furba Perché? perché mia nonna si girava, aspettava che la macchina passasse e fosse a metà strada e mi diceva: Secondo me questa macchina è azzurra. Quindi lei... Ed era vero, sai perché? Perché lei le guardava il riflesso dalla finestra che aveva davanti. Vabbè, ma cavolo. Era furba mia Quindi nonna. vinceva sempre lei? Sì, infatti, dopo ho scoperto Ah. che è stata furba. E tu perdevi sempre o Perdevo avevi sempre, fortuna? perdevo sempre Ah. io. Beh, è difficile indovinare il colore della macchina al primo colpo. Mia nonna Sì, sempre. effettivamente. E io con che non ci arrivavo. Oppure un altro gioco, secondo me, bellissimo di quando ero piccola io, che facevamo io e mia cugina. Mm? Due giochi bellissimi. La Mhm. capanna. La capanna, Sì, ok. quindi creavamo con le sedie della cucina una capanna e la riempivamo di stoffe. Ok. E poi facevamo d'estate un altro gioco, ossia quello delle pozioni. Mm. Quindi prendevamo due grandi secchie di acqua, Eh? le riempivamo di acqua Mhm. e dentro ci mettavamo tutti i fiori, le erbe, le piante che trovavamo e poi giocavamo a venderceli. Ah, ok. Capito? Sicuramente anche i nonni facevano Anche robe. secondo Sì, me. giocavano con la terra, con la sabbia. Esatto. Detto ciò, amore, sappi che io online, e mi prendo qua i miei appunti, Ah, ho trovato online che cosa? cosa? Dimmelo Sapessi tu. che cosa che ho trovato? Ah, vabbè, no. Ho trovato una sorta di questionario Bene. che dei bambini hanno fatto fare ai propri nonni Ah. e c'era la domanda: che giochi facevi quando eri piccolo? Mm. E ho trovato le risposte. Ok. Sono esattamente 10 i giochi più comuni tra i nonni di una volta. Vabbè, sicuramente c'è nascondino. Aspetta, adesso che cosa succede? Eh. Io voglio che tu li indovini tutti e 10. Ok. Ok? Sono pronta. Bene. Allora, io non conosco tanti giochi in realtà, eh. Ovviamente sappi che sono giochi molto semplici. Di una volta. Di una volta. Non posso pretendere la Barbie No, neanche... Fairytopia. No, anche la Switch, la Nintendo Switch, sicuramente i nostri nonni non ce l'avevano. Ok. Però dai, vediamo se li indovini. Io, se ti vedo in Ok, difficoltà, ti do qualche ok. mano. Beh, il primo che appunto mi è venuto in mente, che ti dicevo prima, era nascondino. Numero 2. Ah, secondo? Sì, c'è un gioco più interessante. Beh, la palla? Con la palla numero 8. 8. Sì. Le bambole, non Barbie, bambole? No, No! no. E scusa, le femminucce cosa facevano? Le femminucce giocavano ad altri giochi. Mamma casetta! Mamma casetta, terzo posto. Terzo posto, quindi Sì. mi manca sempre il primo. E... Scalone! Scalone, primo posto, che io non lo sapevo, ma si chiama anche campana
oppure settimana, Settimana. oppure anche mondo. Mondo. Mai sentiti questi nomi? Mi sembra chiamato scalone io. Primo posto. Quindi abbiamo primo posto campana. Secondo posto nascondino, Sì. terzo posto mamma casetta, Ok. palla numero 8. Palla numero 8. Numero 4, Numero 4. Sì. Strega comanda colore? no, è un gioco secondo me strega comanda colori molto più moderno. Ah, sì? Sappi che il quarto posto se lo aggiudica un gioco classico per i maschi, quindi c'entra sempre la palla. Calcio. Esatto. Dai, Al quarto dai. posto i nonni di una volta giocavano a calcio, biglie e anche con i tappini. I tappini di plastica. Le biglie. Le biglie. Tu sai, quando eri in spiaggia, hai mai provato a fare una pista da biglie? No, ma io in realtà non so neanche come funziona il gioco delle biglie. Praticamente sei in spiaggia, Mm? quindi devi avere la sabbia che io sappia. Ok. E dopo non so se si possa fare anche nella terra, però nella sabbia è molto meglio. E devi fare un percorso, quindi con la paletta devi fare tutto questo percorso che desideri tu. E la biglia deve fare tutto il percorso fino alla fine e ritornarti a te. Esatto, però qual è il trucco? Fare sempre un po' di discesa, perché sennò la biglia non va avanti. Eh beh, certo. Capito? Sì, quindi è tutta una questione di costruzioni. Sì, Ho capito, sì, ho capito. Bene, quarto posto, allora abbiamo detto calcio, biglie, tappini. Quinto posto cosa potrà mai essere? È molto, ti do un aiuto. Il quinto posto è una cosa che si fa anche oggigiorno per fare cardio. Per fare cardio. Sì. La corsa? No? Salto in lungo. No? Sei vicina però. C'entra il salto? Sì. Salto ad ostacoli. No! Molto più semplice. Cosa utilizzavano i nonni di una volta? Salto della corda! Il salto della corda, salto della corda. Ma tu riesci a fare i salti strani con la corda? No, ho sempre voluto farlo. Mm, Ma niente. vabbè. Dopo, sesto posto, vediamo se ce la fai. A me così, su due piedi, verrebbe da dire... un gioco di una volta potrebbe essere Mosca Cieca. Nono posto. No, c'è nella lista. Mosca cieca c'è, nono posto, sì. Il decimo te lo dico io. Il decimo è una cosa che non penso che indovinerai mai. Cioè? Giocavano anche con gli elastici. Non so in che modo giocavano con gli elastici. Tu hai mai giocato con gli elastici? No. Non so in che modo i nonni giocavano con gli elastici, però decimo posto, ultimo posto, gli elastici. Ti manca il settimo posto. Che E non- il settimo posto, Che sì. non saprei. Settimo posto è Bel Castello. Non conosco. Non questo gioco. conosco neanch'io, ma secondo me... Secondo me è tipo una mamma casetta, Esatto. però magari con le principesse. può darsi, può darsi. Non lo so. Quindi, ecco, questi erano i giochi più gettonati. Cosa c'è? Mamma mia, ho tutto male la schiena, La schiena. E le chiappe perché ieri abbiamo avuto la brillante idea, io e Mattia, di andare a camminare su per i colli. Colli Uganei. Colli Uganei. E Hai io mal di non schiena? sono sì, ma anche carne greva proprio nelle chiappe. Si dice carne greva o carne greve? Io dico greva. E cosa vuol dire carne greva? E... Grave che non lo sappiamo, eh. Grave, Ma greve, penso grave. che non ci sia una traduzione. Carne matta. Io dico carne matta, ho la carne matta. Anche, ma io... No, mettiti più comoda, dai, mettiti più comoda. Adesso, allora, abbiamo scoperto quali erano i giochi di una volta dei nostri nonni, però adesso io ho ancora fame. Voglio parlare del cibo tipico dei nostri nonni. E qua ce ne sarebbe da dire, come se ce ne sarebbe da dire. Ce ne sarebbe da dire. Da Allora, cosa partiamo? dal pasticcio. Beh, Pasticcio classic. Grande classico, sempre buono, però... Sempre buono, ma dipende se è buono il ragù, se c'è abbastanza ragù e se c'è abbastanza besciamella. Perché se me lo fai rinsecchito, Te lo mangi puoi tu. anche tenere. E scusami. Scusami. E il brodo? Che buono! La minestrina in La brodo? minestrina in brodo. Però col brodo quello fatto... Con la gallina. No, col dado. Buono. Molto buono. E dopo, allora, i miei nonni, me li ricordo, cioè mi ricorderò per sempre dei miei nonni, perché per fortuna sono ancora in vita,
Frutta e verdura, cioè nel senso i miei nonni hanno fatto i fruttaroli, Sì. vendevano frutta e verdura. È per quello beh, ma in realtà anche tutti gli altri miei nonni mangiano tanta frutta, tanta verdura. Eh sì, perché fa bene, me l'ha Eh. sempre detto mia nonna da quando sono piccolo così. E c'è un frutto in particolare che io mi ricorderò per sempre ed è la mela, cioè La mela? io la mela la associo ai miei nonni. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Ma non solo questo, perché i miei nonni hanno le piantagioni di mele. Ah. Si chiama, detti anche pomari in, I in dialetto veneto. pomari. Perché in dialetto veneto mela si dice pomo. Ma sai che c'è un ragazzo che si chiama Pomaro di cognome? Morto. Quindi c'è anche il cognome Pomaro. Vuol dire che erano. Secondo me quelli che con quel cognome lì erano pomari. Può essere. Vendevano i pomi. Vendevano i pomi una volta. E dopo c'è un'abitudine. Ma scusami, ma io allora cosa facevo? Battistella. Battevo le stelle. Certo, sì, certo. E tu? Malengo. Facevo solo che del male. Facevo solo che del male. Ascolta, ma parlando di abitudini, i tuoi nonni. No, che sei ancora i piatti da dire. No, ma è perché sennò ho paura di dimenticarmi un'abitudine. eh. Dopo parliamo ancora di cibo. Sì, che è la cosa più importante. Esatto. I miei nonni, quando andavano al mercato a vendere la frutta e la verdura, poi tornavano a casa perché stavano via una settimana. Perché noi siamo di Padova, però i miei nonni facevano il mercato a Piacenza, via Perdilammo. Ok, che non so dove sia. È in Emilia. Ah. Quindi stavano via un po'. E mi ricordo che quando tornavano mi portavano a casa sempre a me e a mio fratello l'ovetto Kinder. Orco, buono però l'ovetto Kinder. Sempre, amo, ti giuro, i miei nonni non c'è stata una volta che che tornavano a casa senza ovetto. Buono. Io l'ho sempre amato, anche gli ippopotami. Ah, buono. A volte tornava a casa senza ovetto Kinder, ma c'era l'alternativa. Cioè? Il tronchi. Ah, Il tronchi. buono anche il tronchi. Buono anche il tronchi. No, E invece a io- te i tuoi nonni non ti regalavano mai niente? No, niente da mangiare. Cioè, So skei! Quanto bello è aprire il giorno del compleanno la busta, E far finta- leggere quello che ti ha scritto la nonna, però in realtà dentro ci sono tipo 200 euro. e far finta di niente. Grazie, nonna. Non guardarli neanche i soldi. Dopo li guardi. Dopo li guardi, come se li guardi. No, comunque, tornando ai piatti, i fagioli in toccio, Buono, i fagioli in toccio. il baccalà, Buono il baccalà. La trippa. le trippe. Tu però mi hai sempre detto che le trippe ti fanno schifo, ma come le hai fatto a nonna non le fa nessuno. Nessuno. Con il pomodoro. Hai tutta la bavetta. La bavetta, la Irene. Sono messe su con il pomodoro, quindi sono rosse e bisogna mangiarle con sopra tanto formaggio grana grattugiato. Mamma mia, il formaggio grana. Io odio il formaggio, ma il formaggio grana è patrimonio Ti piace UNESCO. tanto? Sì. Poi mia nonna fa anche un piatto super speciale tipico. Ovvero? Cosa? Aspetta, sono mai venuto a casa tua e tua nonna me l'ha mai fatto? No. Allora, devo dire una roba però. Beh, tanto dire qual è il piatto. Rotolo di spinaci. Ma Ma sì tu che non l'ho mangiato sai- una volta. Ah, sì? Sì. Quello con sopra il formaggio grana? Sì. È buono. Però vorrei rimangiarlo. Noi l'ho mangiato la settimana scorsa. Dai. Perché l'ha fatto? Però una volta a casa tua nonna ha fatto una torta che era orrenda, se ti ricordi. Sì, vabbè, ma quella Sono era... le genialate delle nonne. Sì, è che non aveva seguito nessuna ricetta. Ah, ok. E si è fregata. Si è fregata. Si è Era fregata. orrenda quella, te la ricordi? Sì, me la ricordo, ma no, ma non la rappresenta. Però un'abitudine di tutte le nonne è farsi la pasta fatta in casa. Sì, una volta, Una quando volta. avevano voglia, perché adesso non hanno più voglia. Esatto. Però tipo il rotolo di spinaci la stende lei la pasta. Ecco, ma fatalità, hai ragione sul fatto che le nonne, ovviamente con la vecchiaia, hanno sempre meno voglia di fare Sì. le cose fatte in casa, ma la settimana scorsa mia nonna, così dal nulla, dopo tanto che non faceva, perché mia nonna ha problemi alle gambe,
e quindi fa fatica a stare tanto in piedi, si è svegliata che ha voluto fare le tagliatelle. Le E quindi tagliatelle? Ha fatto le tagliatelle Anche fatte in perché è casa. un lavorazzo? Esatto, e quindi era là con la macchina che girava. Ah, ma la macchina? Sì, sì, sì. Ah, ok. Ma quella che giri a mano, Sì, però. sì, ho capito. Esatto. Sì. Mi ricordo che macchina lì. Però gli ho detto su, Perché? perché non me ne ha dato neanche un piatto. Se le è pappate tutte lei. Ma perché non te ne ha dato neanche un piatto? Perché ne ha fatte poche. Non sei giusto. E gli Nonna, se stai guardando questo podcast. Non penso. Non penso. Però potrebbe. Cavolo, potrebbe venire qua sul nostro lettone. Ma poverino non riesce. Ed ora, ciancio alle bande, bando alle ciance, è il momento dei detti. Veneti! I miei preferiti. Parto io? Cos'era quella roba? Parto io? Sì, vai. Se non è pan, è polenta. Se non è pane, è polenta. È un classico detto se non sei una roba, sei che altra. Se non è una cosa, è quell'altra. Quindi adattati, arrangiarsi. Provo. Leggili tu. Ah, vabbè. So che era uno a testa, Sì. ma leggili tu. Eh, E io provo a spiegare le parole dai, mie. va bene. Vai. E te mangi i risi in testa. Ti mangia i risi in testa. Vuol dire che quella persona è talmente tanto furba da mangiarti le cose sopra il riso sopra la testa. Vuol dire che quella persona lì è furba. E ti frega. E ti frega. Soprattutto. Esatto. Chi che gai sucche non gai porsei. Questo purtroppo ragazzi non vi posso essere d'aiuto perché non l'ho mai sentita. Chi non ha le zucche... No, scusami. Chi ha le zucche non ha i porcelli, i maiali. Ok. Quindi vuol dire che non si può avere tutto. Ok. Ok? Quindi c'è sempre qualcosa che manca. Se per esempio hai l'orto florido, pieno di verdure, eccetera, Ah. molto probabilmente non potrai anche avere la stalla piena di maiali, capito? Non si può avere tutto dalla Non si vita. può avere tutto dalla vita e questo O è il... uno o l'altro. Esatto. E infine, mia tua età saltavo i fossi per lungo e per largo. Questo è un classico. Io alla tua età saltavo i fossi per lungo e per largo. Vuol dire che i nostri nonni, quando lo dicevano, si rimboccavano le maniche e facevano tante più cose rispetto a noi giovani. Di solito è sempre una persona vecchia che lo dice al più giovane per dire che loro facevano molto di più È rispetto vero. a quella persona che poltrisce. È vero. Ok, tipo ogni tanto mia mamma, quando ho quella giornata che non ho voglia di fare niente, alzati da quel divano che io alla tua età saltava i fossi per lungo e per largo. Hai ragione. Io ve l'ho detta in italiano, però in realtà va Viene- detta sì. rigorosamente in dialetto veneto. È la regola. È la regola. The basic regola. Esatto. La cosa che volevamo farvi trasparire da questi detti veneti è che, come avrete visto, si parla sempre di vita quotidiana, di campagna, Vita lenta. vita lenta, campi, animali, fossi, porsei. Forcelli! Come l'hai detto? Porsei. Porsei. Diciamo che i nostri nonni proprio facciamo una cosa semplice. Ecco, erano semplici. Erano più semplici. C'era la semplicità che regnava sovrana. Bastava poco. Bastava poco. Meno. Adesso si cerca tanto. Si accontentavano. E tu ti accontenti? No. Con me ti sei accontentato? Non so se riuscirei a vivere la vita dei nostri nonni, ti dico la verità. Anche se servirebbe a tutti quanti. Per farsi un po' l'idea di come funzionava il mondo di una volta. E con Diciamo le questo verità come stanno. E con questo, ragazzi, è il tuo momento. è il mio momento del ciacoroscopo. Ciacoroscopo. Cos'è? Ciacoroscopo. Bene, ragazzi, non è il ciaporoscopo come hai detto tu? E neanche il ciaparrospo. Prendi il rospo. Bensì Il ciacoroscopo, il segno più fortunato delle prossime 2 settimane, che sarà il wow. Capricorno.
Ma il Capricorno non è tipo già la quarta volta? Sì, può essere. A me pare che esca sempre Toro e Capricorno. Vabbè. Sono stuffa. Effettivamente. Beati loro, beati loro! Se c'è qualche Capricorno, Toro all'ascolto, fateci sapere, diteci se effettivamente il nostro giacoroscopo è allineato ed è vero che siete così tanto fortunati. Perché se no, a sto punto, se dovessimo fare un figlio, lo facciamo che nasca... No, è perché a questo punto ChatGPT ha delle preferenze su questi due segni. Può anche essere. Quindi sì, ci penseremo a fare un figlio su questi periodi qua. Vero. Energia super allineata, concretezza, lucidità mentale, capacità di fare le scelte giuste al momento giusto. Cari Capricorno, questo è un periodo ideale per mettere ordine, chiudere situazioni in sospeso e costruire qualcosa di solido. In amore, ChatGPT vede meno caos e più sostanza, relazioni che si rafforzano e connessioni più vere. Quindi, concludiamo dicendo che se siete Capricorno, queste settimane non fanno rumore, ma vi fanno fare passi avanti, veri passi avanti, quelli che vi sistemano le cose sul lungo periodo. Oh yeah! Ma tu conosci qualche Capricorno? No, cioè non lo so in realtà, perché non sono molto esperta delle date. Sai che mi sa che mio nonno è Capricorno? Mm. A proposito. Detto questo. A proposito. A proposito. A proposito. Detto questo, ragazzi, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Raccontateci qualcosa nei commenti dei vostri nonni. Esatto, diteci se vi è piaciuta questa puntata. Noi come sempre vi chiediamo recensioni, condivisioni, 5 stelle e via dicendo, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ma prima concludiamo con il nostro caffè latte senza pan biscotto però sto giro. Sì, che schifo, beh. Esatto, quindi cin 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 a noi, a voi e a Zaccoette. Zaccoette.